Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Ancora polemiche e toni accesi dopo l'attacco di Nordio a Maurizio De Lucia sulla situazione delle carceri italiane. ANM e sindacati della Polizia Penitenziaria difendono il procuratore di Palermo, secondo il quale le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Con De Lucia anche il procuratore di Catania, Sebastiano Ardita. Fermato a Bagheria un giovane di 19 anni che si era ripreso mentre sparava contro cartelli in strada e in mare aperto. Secondo gli investigatori l'arresto ha evitato una faida per il controllo delle piazze di spaccio. Nei video precise minacce ai rivali. Alcamo sotto shock per la morte di Aurora Valenti, la 22enne allieva maresciallo della Guardia di Finanza, precipitata dalla finestra della sua camera nella scuola ispettori di compito. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta, rinviata in segno di lutto la festa di fine corso. Il presidente del Trapani Calcio, aggredito da un tifoso. Antonini posta una foto che lo ritrae in ospedale. La società con una nota condanna l'accaduto, definendolo un gravissimo episodio di violenza. Indagini in corso. Allarme a Catania per un vecchio ordigno bellico scoperto nel mare di Ognina, a 1 metro di profondità poco distante dalla riva. Guardia costiera e carabinieri mettono in sicurezza l'area. A Ragusa la plastica si trasforma in sconti e premi, installati 10 ecocompattatori per facilitarne lo smaltimento. Lo scopo è quello di dare nuova vita alle bottiglie in PET ed evitare che vengano abbandonate in mare o nell'ambiente. Calcio, allenamento a porte aperte per la stampa oggi pomeriggio allo Stadio Massimino per il Catania, prima della partenza di lunedì per il ritiro a Norcia. Lo avete sentito in apertura, salgono i toni dello scontro tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio sul controllo delle carceri da parte della mafia. Sentiamo Manlio Viola. Assume ormai i toni di uno scontro politico fra governo e magistratura il botta e risposta fra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla situazione delle carceri italiane. A dare il là allo scontro la dichiarazione del procuratore, che ieri ha detto chiaramente nel corso di un dibattito pubblico che lo Stato ha perso il controllo delle carceri ormai governate dalla mafia, una frase che non è andata giù al ministro, per il quale è De Lucia ad aver perso il controllo di se stesso e ad offendere il corpo della polizia penitenziaria. Inevitabile dalla levata di scudi dell'Associazione Nazionale Magistrati, schierata con De Lucia, ma meno scontata invece la posizione del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, che non vuole essere difeso dal ministro. Chi vive il carcere ogni giorno, dice il segretario Donato Capece, attaccando invece la politica, sa perfettamente quali decisioni politiche sono state adottate negli anni e abbiano inciso sulla sicurezza degli istituti. Con il procuratore anche Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'FSA, altro sindacato della Polizia Penitenziaria. Il ministro della giustizia vive sicuramente al di fuori della realtà. Il procuratore di Palermo ha assolutamente ragione. Le carceri sono fuori controllo ormai da anni e non si arriva a conseguenze ulteriori solo perché i detenuti non vogliono. La polizia penitenziaria non è offesa dalle parole del procuratore. Nelle sue parole ci sono molti più contenuti di quanti ne abbia espresso il ministro nell'intera legislatura. Con Maurizio De Lucia anche Sebastiano Ardita, procuratore di Catania e per 9 anni capo dipartimento del DAP, ovvero l'amministrazione penitenziaria. Quello che ha dichiarato il procuratore è esattamente ciò che è accaduto, dice Ardita, e dire il contrario significa non essersi minimamente documentati prima di parlare. Infine approfitta della polemica per tornare sulla breccia dell'onda siciliana l'eurodeputato Giuseppe Antoci, per il quale le dichiarazioni di Nordio sono surreali e spropositate. Ci sarebbero contrapposizioni tra detenuti di 2 gruppi rivali per il controllo del carcere nella sommossa scoppiata il 20 luglio scorso a Catania, dove si sono affrontati e picchiati in modo violento gli ospiti di 2 bracci di Piazza Lanza. Quando la rivolta è rientrata, anche grazie all'intervento di reparti speciali dell'Arma, i carabinieri, la polizia e la polizia penitenziaria hanno eseguito perquisizioni trovando 15 cellulari. La maggior parte dei telefonini era nel cortile della casa circondariale, dove i detenuti li avevano gettati dalle celle per liberarsene. Giorni di tensione anche nel carcere minorile Malaspina di Palermo, dove sono stati aggrediti 2 agenti della polizia penitenziaria.
E restiamo a Palermo. È stato arrestato a Bagheria un giovane di 19 anni che si era ripreso mentre sparava contro cartelli in strada e in mare aperto. I video venivano pubblicati assieme a delle precise minacce ai rivali. Secondo gli inquirenti questo arresto ha evitato una faida per il controllo delle piazze di spaccio. Sentiamo. Si riprende mentre spara contro cartelli stradali nel centro di Bagheria oppure verso il mare aperto con numerose pistole di vario calibro di cui dimostra di avere il possesso, poi posta i video sui social insieme a minacce indirizzate ai propri rivali. Protagonista Fabiano Morano, un giovane di 19 anni per il quale si sono aperte le porte del carcere. Individuati i post nell'ambito di una inchiesta in corso, sulla base di un rapporto dei Carabinieri, il pubblico ministero di Termini Imerese Danilo Angelini ha ottenuto dal GIP l'ordine di arresto. Secondo gli inquirenti infatti non si tratta di una semplice bravata, ma di veri e propri messaggi di natura criminale. Destinatario delle minacce sarebbe stato Francesco Fazio, già noto ai Carabinieri, che lo avevano fermato dopo che insieme a un complice sfuggito alla cattura aveva sparato colpi di avvertimento contro un garage. I due episodi, sempre secondo gli investigatori, sarebbero legati fra loro e sarebbero parte di uno scontro che sta crescendo fra due bande rivali di Bagheria che si contenderebbero le piazze di spaccio. L'ordine di arresto è così scattato come provvedimento preventivo per evitare l'escalation che rischia di finire in una vera e propria faida di strada. Alcamo è sotto shock per la morte di Aurora Valenti, la 22enne allieva maresciallo della Guardia di Finanza precipitata dalla finestra della sua camera nella scuola ispettori di Coppito. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta, intanto è stata rinviata la festa di fine corso in programma lunedì prossimo in segno di lutto. Sentiamo Laura Spanò. Una comunità, quella di Alcamo, profondamente colpita dalla morte improvvisa di Aurora Valenti, 22 anni, allieva maresciallo precipitata nel pomeriggio di venerdì dalla finestra della sua camera al terzo piano della scuola ispettori sovrintendenti di Coppito. Nel frattempo mamma Piera, papà Vincenzo e la sorella Ornella hanno raggiunto l'Aquila stretti nel dolore per una perdita che ha lasciato senza parole un'intera comunità. Chi conosceva Aurora racconta che il suo unico sogno stava diventando realtà: servire lo Stato indossando la divisa della Guardia di Finanza, una giovane determinata, pronta a costruire il proprio futuro in uniforme. Quel sogno si è infranto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è morta. La notizia ha sconvolto anche l'intero corpo della Guardia di Finanza. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta coordinata dal PM Maria Rosa Bove. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riservo e nessuna ipotesi viene esclusa. Disposta anche l'autopsia per fugare ogni dubbio, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi momenti della giovane, analizzando ogni elemento utile per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Aurora frequentava il primo anno del corso per allievi ispettori. Pochi giorni fa aveva vissuto uno dei momenti più significativi della sua formazione, la tradizionale consegna delle fiamme, simbolo che sancisce l'ingresso ufficiale nel percorso degli allievi marescialli della Guardia di Finanza. Un traguardo raggiunto con impegno, studio e sacrificio che rappresentava l'inizio di una carriera al servizio dello Stato. È stata allestita nella sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta la camera ardente per Alessandro Marchì, il pompiere di 59 anni, morto nei giorni scorsi dopo essersi sentito male durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Mimiani nel territorio di San Cataldo. I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio alle 10:30 nella cattedrale di Caltanissetta. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione ai danni del patron del Trapani Calcio, Valerio Antonini, da parte di un tifoso trapanese, ma quanto avvenuto è la dimostrazione di quanto i fatti che sono accaduti a Trapani e che hanno coinvolto lo sport in città abbiano esasperato gli animi. Sentiamo. Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato aggredito mentre si trovava nel centro storico di Trapani. Si è trattato di un gravissimo episodio di violenza, così viene definita la vicenda dalla stessa società, che mostra Antonini disteso su un letto dell'area di emergenza del Sant'Antonio Abate con un collare e del ghiaccio sulla pancia. La società FC Trapani 1905 accusa si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese, che si è reso responsabile
inaccettabile, di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Secondo quanto emerso, Antonini è stato aggredito da un tifoso nei pressi del suo locale, è stato colpito più volte fino a cadere per terra, poi sono intervenuti alcuni presenti che hanno chiamato il 118 e le forze dell'ordine. Antonini è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Non c'è ancora certezza sulle ragioni dell'aggressione, ma questa arriva alla fine di un anno davvero complicato per il patrono del Trapani Calcio e degli Shark, ma anche per tutta la tifoseria granata profondamente legata alla maglia. Quanto avvenuto è la dimostrazione di come gli animi siano ormai esasperati per via di tutte le vicende che ancora oggi coinvolgono lo sport a Trapani. Alcuni studenti siciliani si sono resi protagonisti in negativo durante un viaggio in Thailandia. È diventato virale sui social un video che li ritrae, come vedete in queste immagini, a bordo della metropolitana di Bangkok mentre urlano, insultano e litigano con gli altri passeggeri del vagone. A una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio con linguaggio offensivo e gesti osceni. A seguito dell'episodio sono arrivate le scuse dell'ambasciata italiana con un comunicato ufficiale. Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano, viene scritto in una nota. E adesso a Catania allarme per un vecchio ordigno bellico nel porto di Ognina, a 1 metro di profondità, a pochi metri dalla riva. Guardia Costiera e Carabinieri hanno messo in sicurezza l'area. Sentiamo Desiree Ferlito. Un antico ordigno bellico ad appena 1 metro di profondità e a poca distanza dalla riva. Una scoperta che ha fatto scattare immediatamente l'allarme questa mattina nel porto di Ognina, uno dei borghi marinari più frequentati di Catania. La segnalazione è arrivata da un cittadino e nel giro di pochi minuti la macchina dei soccorsi si è messa in moto. La Federazione Armatori Siciliani ha allertato le autorità e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera che hanno avviato le verifiche, messo in sicurezza l'area e disposto l'interdizione dello specchio d'acqua interessato. Ora si attende l'intervento degli artificieri e del personale specializzato chiamati ad accertare la natura dell'ordigno e a stabilire le operazioni necessarie per la sua rimozione in condizioni di sicurezza. Ma l'episodio riporta l'attenzione su una questione più ampia. Negli ultimi anni, infatti, sarebbero state segnalate altre possibili presenze di ordigni bellici nei fondali del porto di Ognina. Alcune di queste segnalazioni avrebbero ricevuto solo verifiche parziali, mentre per altre si attendono ancora accertamenti definitivi. Per questo la Federazione rivolge un appello alle autorità. A questo punto cosa aspettano le autorità, il prefetto, il questore, la magistratura a intervenire? Intanto proseguono gli accertamenti delle autorità. Tutta l'area resta interdetta. Momenti di apprensione sul tratto di costa Torre di Gaffe Ciotta tra Licata e Palma di Montechiaro, dove una bagnante è rimasta in difficoltà mentre le condizioni del mare peggioravano rapidamente. La donna è stata tratta in salvo dall'intervento di 2 assistenti al salvataggio e del titolare di un chiosco che hanno raggiunto la donna e sono riusciti a riportarla a riva utilizzando delle corde. Ad Cireale, invece, nel Catanese, una turista di 60 anni è rimasta 3 ore in balia delle correnti ed è stata soccorsa dalla polizia tra gli scogli della Timpa. Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione di suoi amici che non l'avevano vista rientrare. La crisi idrica nell'Agrigentino, clacson, applausi e autobotti, cariche d'acqua. A Ravanusa l'arrivo dei mezzi diventa il simbolo della lotta contro la penuria d'acqua e il sindaco intanto proclama lo stato di emergenza, il primo caso in Sicilia. Davide Sardo. I clacson suonano come una sirena di speranza. Le autobotti entrano a Ravanusa cariche d'acqua dopo il primo rifornimento dal pozzo comunale di Cianciaramito. Per i cittadini è una piccola vittoria attesa da mesi. Una immagine che racconta meglio di ogni parola la sete di un'intera comunità. Il sindaco Salvatore Pitrola dichiara lo stato di emergenza idrica, il primo caso in Sicilia, un'ordinanza che autorizza il prelievo dell'acqua dal pozzo comunale e la distribuzione nelle abitazioni grazie ai volontari che hanno messo a disposizione le proprie autobotti.
Senza il sistema di autobotti, nel momento in cui AICA, che è il soggetto gestore, non fa arrivare l'acqua, il sistema collassa, ed è quello che è venuto a Ravanusa. Ma da Ravanusa deve partire un sistema di gestione dell'acqua che veda la fine di tutti questi apparati che tanto fanno sulla carta ma che non consentono di avere il bene primario che è l'acqua. Da Ravanusa deve partire un grido di allarme che deve rivolgere dobbiamo rivolgere all'intera regione siciliana, ai vertici della regione siciliana, perché abbiamo tanti apparati ma non abbiamo l'acqua. Una risposta concreta per una città costretta ad attendere anche 3 settimane tra un'erogazione e l'altra. Nell'ordinanza il Comune denuncia che il problema non è la mancanza d'acqua negli invasi, ma i continui guasti alla rete e agli impianti di sollevamento. Così il pozzo di Cianciaramito, rimasto fermo per oltre mezzo secolo, torna a dare acqua ai ravanusani. Un segnale forte, mentre la battaglia per un servizio idrico regolare è tutt'altro che conclusa. A Ragusa la plastica si trasforma in sconti e premi, installati 10 ecocompattatori per facilitare lo smaltimento delle bottiglie in PET per uso alimentare. Lo scopo è quello di dare nuova vita alla plastica ed evitare che venga abbandonata in mare o nell'ambiente circostante. Veronica Barbarino. Da semplice rifiuto a un vantaggio per l'ambiente e per il portafoglio. La plastica a Ragusa diventa una risorsa. Grazie all'accordo tra il Comune e il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, cittadini e turisti possono conferire le proprie bottiglie in PET per uso alimentare, accumulando punti da convertire in sconti e premi. 10 gli ecocompattatori distribuiti tra il centro città, Ibla e la frazione marinara di Ragusa. Conferire è facile. Innanzitutto dobbiamo scaricare l'applicazione del macchinario, appunto Recopet, e registrarsi tramite il vostro account email. Successivamente, arrivati davanti al macchinario, per farlo funzionare si deve inizialmente cliccare lo schermo. Successivamente la luce attorno qui al foro diventerà verde e quindi disponibile per l'ingresso della bottiglia. Per riscattare il punteggio accreditato si va qui nello schermo e tramite l'applicazione si scannerizza il QR code che verrà appunto generato sul dispositivo. Le bottiglie vanno inserite intere e con l'etichetta intatta. Solo così il lettore ottico potrà scansionare il codice a barre e convalidare il punto. Un gesto semplice che fa del bene al pianeta. Gran finale in musica per la 18ª edizione del Vento del Nord Lampedusa Cinema, lezione concerto del maestro Andrea Guerra dedicata al cinema e alla fiction con la proiezione di Gloria di Margherita Vicario. Ci dice tutto Orazio Longo. Tra i cortometraggi dedicati al tema dell'integrazione, la giuria dei ragazzi dell'isola ha premiato il corto La bambina di carta di Fabio Vasco, racconto intenso che affronta il tema dei matrimoni forzati e del destino imposto a troppe bambine nel mondo. Si è conclusa con una serata all'insegna del rapporto tra cinema e musica col maestro Andrea Guerra, in una vera e propria lezione concerto dedicata alle colonne sonore, la 18ª edizione di Il Vento del Nord Lampedusa Cinema, una quindicina tra film e cortometraggi le proiezioni realizzate. Da questa rassegna si riesce più forti, più ricchi e anche con un'attenzione speciale per posti che continuano a vivere serenamente nonostante quello che attraversa la loro storia. Ai titoli in rassegna si è aggiunto il capitolo del tradizionale appuntamento con Lampedusa Lab, il laboratorio di formazione dedicato agli studenti liceali. Quest'anno coinvolgeremo anche, oltre ai ragazzi del liceo Pirandello, anche i ragazzi dell'associazione musicale Lipadusa di Lampedusa. E che vi devo dire? Le solite cose di tutti gli anni. I film sono stupendi, la gente corre perché comunque si stufa poi tutte le sere sempre soltanto musica nei bar, invece questa è una cosa veramente bella. La rassegna è prodotta dall'Associazione Lampedusa Cinema con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco con il calcio. Il Palermo pareggia contro il Norimberga nella quarta amichevole del ritiro e poi parleremo invece della Catania. Oggi allenamento a porte aperte per la stampa. A tra poco.
Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Partiamo dalla Serie B. Il Palermo pareggia 2-2 contro il Norimberga nella quarta amichevole del ritiro in Val Gardena. I rosanero, sotto di 2 reti firmate da Zoma, reagiscono nella ripresa con i gol di Poyampalo e Segre, completando la rimonta e chiudendo l'incontro in parità. Invece, per quanto riguarda il Catania, oggi Media Day al Massimino, allenamento a porte aperte per la stampa questo pomeriggio, prima della partenza per il ritiro a Norcia. C'era per noi Marco Carli. Stadio Angelo Massimino, uno degli ultimi allenamenti del Catania in sede prima della partenza per Norcia. È uno degli ultimi allenamenti che è aperto alla stampa, agli operatori dell'informazione che racconteranno appunto quest'ultima seduta qui al Massimino prima appunto della partenza per il ritiro che avverrà lunedì mattina. Ci sarà anche un altro allenamento nella giornata di domenica. Sono presenti tutti i nuovi acquisti del Catania. 4, lo sapete, sono arrivati proprio negli ultimi giorni e alcuni di loro hanno già partecipato ad esempio al test con le giovanili dell'Under 17 e l'Under 19. Stiamo parlando di Pagliai, l'esterno di destra di difesa, e Rinaldi, il nuovo portiere del Catania. Questi sono i rossazzurri che appunto poi andranno a Norcia per il ritiro, in cui resteranno fino alla partita di Coppa Italia Big, così la chiamiamo, Frecciarossa, che vedrà i rossazzurri andare a giocare in casa del Vicenza per il primo turno. È un Catania che adesso ha bisogno soprattutto di sfoltire, o già può incominciare e continuare a inserire nuovi innesti? No, sicuramente abbiamo iniziato a sfoltire, che è la cosa principale per un direttore sportivo, perché a prendere c'è sempre tempo. Siamo intervenuti su alcuni ruoli che credo in base alle uscite dovevamo intervenire, su altro stiamo valutando altre uscite da fare e quindi a capire cosa ci offre il mercato. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Marco Oppicar, il santone di Gibilmanna, torna in libertà. Scianti, così veniva chiamato dai suoi adepti, è stato scarcerato e ha solo la misura cautelare del divieto di avvicinamento agli altri componenti della comunità. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.